L'ultimo tavolo a cui avevamo partecipato assieme ad Autostrade e ANAS indicava come data termine lavori all'incirca fine agosto, i primi di settembre. E ora noi speriamo insomma, che queste scadenze siano rispettate. È ottimista il sindaco di Vittorio Veneto. Se non sarà per agosto, saranno i primi giorni di settembre quelli buoni per la riapertura della statale Alemagna sul tratto del Fadalto. Strada chiusa da 12 luglio, causa frana, che ha messo in difficoltà la comunità che vive e lavora su un tratto di strada un tempo vitale per la circolazione da e verso il Bellunese, poi caduta in disgrazia una volta aperto il prolungamento dell'autostrada fino al Pian di Vedoia. Ed è proprio sul tratto autostradale che il sindaco si è subito impegnato per alleviare il disagio dei residenti, per un'esenzione che si protrarrà finché non sarà riaperta la statale. E poi però se dovesse esserci ogni volta l'esigenza che la strada verrà chiusa o per lavori di manutenzione o per lavori strutturali come abbiamo detto prima, ci sarà comunque la possibilità con ANAS, con Autostrade di poter usufruire in modo gratuito dell'autostrada. Ma come c'è riuscita? Perché l'autostrada è un mastodonte, come è riuscita a combinare? No, qui devo dire che c'è stata la sinergia e la collaborazione assolutamente dell'assessore De Berti, quindi assolutamente ringrazio il vicepresidente della Regione Veneto per l'intervento che ha fatto rispetto al Ministero delle Infrastrutture. Effettivamente forse questa volta più di sempre si è sentita l'esigenza di dare delle risposte agli utenti e ai residenti che abitano nella zona del Fiadalto. Ricordiamo che ci sono tantissimi utenti che transitano tra il Bellunese verso Vittorio Veneto e viceversa, che da Vittorio Veneto vanno a lavorare ad Alpago e nel Bellunese. Per questo, sottolinea il sindaco, riapertura in fretta sì, ma con lungimiranza per evitare che il disagio si ripeta. E quindi più delle altre volte questo intervento dovrà essere, voglio dire, strutturale e quindi porterà via ancora del tempo, immagino. Anche il comune con la regione però pensano ad un'altra soluzione, ovvero a delle gallerie artificiali a protezione della viabilità, come già esistono per il tratto ferroviario. Noi abbiamo già partecipato a una prima commissione via in cui è stato un po' presentato il progetto, che è un progetto, ricordo, di circa l'importo di 49 milioni di euro, sarà fatto in 3 stralci. Il primo stralcio non partirà non fra molto, indicativamente posso dire fra 1 anno e mezzo, 2, adesso ancora i tempi non lo sappiamo, però l'idea è quella appunto di fare dei lavori strutturali con delle gallerie e delle barriere paramassi che siano definitive.